Ciao a tutti, in questo terzo tutorial vedremo come inizia il flusso del gioco dei tarocchi siciliani, presupponendo ovviamente le regole vi siano già note. La prima cosa da fare, il mazziere di turno ovviamente aprirà la finestra mazzo, quindi cliccando sulla relativa icona della toolbar. Si aprirà una finestra come la presente, in cui abbiamo a disposizione appunto il mazzo e degli spazi per disporre alcune carte, cioè le carte del monte, cioè le 3 carte che resteranno alla fine della distribuzione. Non c'è bisogno, visto che nel gioco sapete che le carte vanno date a 5 a 5, non c'è bisogno di darle manualmente sul tavolo, ma c'è una funzione automatizzata che vi consente appunto con questa icona della toolbar di distribuire 5 carte per giocatore. Le carte sono già rimescolate automaticamente dal software, quindi basta premere dai 5 carte e un suono vi confermerà che 5 carte sono state disposte nelle postazioni di tutti i giocatori. Nel gioco, sapete, è prevista una prima dichiarazione conoscendo solo 5 carte, quindi a questo punto le carte devono essere prese in mano. Se seguite il flusso della toolbar, le icone successive sono quelle proprio della mano, quindi dovete giocare come se steste giocando a carte realmente, cioè a questo punto dovete aprire la vostra finestra mano, che è questa per il giocatore E, esattamente, possiamo disporre questo in alto e vedere questo in basso, e questa finestra equivale proprio allo spazio delle vostre mani, quindi come fareste in un gioco normale, prendete dal tavolo col tasto sinistro tenuto premuto le carte, le portate nella vostra finestra e ve le ritrovate ovviamente ancora girate. Lasciandole selezionate col tasto destro accedete al menu delle funzioni e potete andare su gira. A questo punto le carte saranno visualizzate, diciamo, e saranno visibili ovviamente solo a voi. All'interno della finestra chiaramente potrete operare tranquillamente disponendole, per esempio, sfruttando il fatto che automaticamente vengono diciamo, messe in degli elenchi con una distanza predefinita, quindi pronte poi a una leggibilità, diciamo, semplificata, no? In questa maniera, quindi si potrebbe per esempio poi chiudere tutto e disporre tutto in alto. Una seconda possibilità molto pratica e molto comoda, soprattutto per chi ha schermi piccoli per visualizzare le carte, è invece di utilizzare la finestra mano dove comunque le carte devono essere disposte, utilizzare sempre dal menu mano la seconda possibilità, cioè elenco carte per sé. In questo caso, cliccandolo, si apre una semplice visualizzazione per cartelle dove vi viene, diciamo, esplicitata la presenza delle varie carte per ogni seme. E quindi viene molto più semplice avere un colpo d'occhio sulle carte disponibili e di quale seme, diciamo, siano. Per spiegare anche quest'altra cosa, per quanto riguarda la fase di gioco della carta, quindi il momento in cui una carta deve essere selezionata e deve andare nel proprio spazio di gioco, potrete operare da questa finestra, quindi cliccando sempre col tasto destro e andando su Est Gioca Carta, oppure analogamente da questa finestra qui, quindi dall'elenco, tasto destro, Est Gioca Carta, verrebbe proprio posizionata questa carta nella postazione Est. Ve lo faccio proprio vedere, quindi facendo così la carta viene giocata. Vi faccio notare che nella finestra di chat tutte le azioni che vengono svolte con le carte o con le tessere sono anch'esse indicate in modo che tutti le possano vedere, anche se non si sono accorti di un movimento magari sul tavolo di gioco. Sempre nella fase iniziale, diciamo, del nostro gioco, un'altra cosa che è necessario fare, come sapete, è la fase di dichiarazioni. La seconda funzione della toolbar ci viene in aiuto, cioè aprendo questo elenco, queste tessere, diciamo, a ognuna di queste tessere corrisponde una dichiarazione tra quelle previste nel gioco, quindi le chiamate, il passo, l'andare solo con 5 carte, l'andare solo standard, volontario, e quello forzato che avviene solo in alcuni casi. Ad esempio, dopo 5 carte, i vari giocatori dovrebbero dire passo perché magari decidono di non giocare conoscendo solo 5 carte e quindi semplicemente cliccheranno, terranno premuto la tessera selezionata e la porteranno nel loro spazio dichiarazione. Anche ancora una volta nello spazio della chat viene scritto in automatico che il giocatore ha giocato passo. Nella stessa maniera, se giocasse ad esempio una chiamata di 19 un altro giocatore, posizionandola qui, avremmo la stessa scritta, diciamo, che compare di conseguenza.
Analogamente per gli spazi impegno, quindi le dichiarazioni che si fanno prima di cominciare proprio la partita, basterà selezionarle dall'elenco in questa maniera, quindi andando sulla sezione impegni, e giocarle poi, anche se viene raramente, nei relativi spazi. Anche questo verrà segnalato nella finestra di chat. E quando alla fine di una dichiarazione, per esempio con 5 carte, le carte devono essere cancellate per la dichiarazione poi finale, ovviamente basterà selezionarle, eventualmente tenendo Shift premuto si possono fare delle multiselezioni, usare il tasto destro e cancellarle, in modo da essere pronti per la dichiarazione finale. Per quanto riguarda la fine della distribuzione, ovviamente procedendo con gli altri 2 giri, quindi altre 5 carte e ancora altre 5 carte, nel mazzo sappiamo che restano solo 3 carte. Queste 3 carte sono il cosiddetto monte nel gioco dei tarocchi siciliani. E quello che facciamo di solito sul tavolo da gioco lo possiamo fare qui, cioè il mazziere che ha il diritto di visualizzare queste carte segretamente rispetto agli altri, le può materialmente disporre in questi 3 spazi, fatti appositamente, selezionarle tutte e 3, queste azioni sono spiegate proprio qua sotto, col tasto destro fare per prima cosa invisibile agli altri, perché chiaramente se le girassi adesso sarebbero visibili a tutti gli altri giocatori, invece prima le rende visibili agli altri, quindi la chat dice carte monte sono state rese invisibili, e adesso col tasto destro fare gira. Le vediamo ovviamente con una colorazione gialla, opacizzata, proprio per far capire che le sta vedendo solo il giocatore est e non tutti gli altri giocatori. Al momento chiaramente che poi il monte dovrà essere visibile a tutti, gli basterà semplicemente col tasto destro fare nuovamente invisibile agli altri e diventeranno visibili a tutti gli altri giocatori e poi saranno ovviamente date al giocatore che avrà fatto la dichiarazione finale, diciamo, del gioco, quindi chiamata o solità. Vedremo nei prossimi tutorial le altre attività del gioco.